Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita. La partita che vi propongo oggi è una partita folle. Per quale motivo? Ci sono tantissime mosse intermedie, tra poco lo vedrete, qualcuno dirà, beh già stai spoilerando la partita, questo non si fa. Ok, vediamo un po' com'è andata. Quindi partita molto strana. E 4-5, fino a qui tutto abbastanza normale, dopodiché il bianco decide di giocare una mossa molto tranquilla, o meglio il famosissimo gambetto del centro, partita del centro in cui questo pedone di 4 si offre volentieri al nero. Qual è l'idea? L'idea è senz'altro quella di deviare il pedone dalla casa E5, adescarlo in D4 per poi impostare il gioco a seconda del proprio stile, perché è un giocatore molto tattico, con molta probabilità offrirà anche il pedone C3, quindi cercherà di giocare C3 e dopo il cambio riprenderà di cavallo per cercare di giocare una tipica posizione in cui il bianco in questo caso ha dato un pedone, ma a cambio è riuscito ad accelerare un po' lo sviluppo dei pezzi, un po' come il gambetto morra, posizione strana ma accettabile. Diciamo che il controllo della colonna D, la possibilità di posizionare un alfiere in C4, poi chissà in futuro magari anche questa batteria donna in B3, alfiere C4, tutto lì contro le case bianche contro F7, accettabile. È pur sempre un pedone in meno. Un altro modo abbastanza tranquillo per gestire questa posizione invece è semplicemente donna per D4, e qui siamo nel pieno della posizione principale, apertura del centro, che è una partita molto particolare. Il bianco cercherà di arroccare lungo, il nero arroccherà corto e, come spesso accade con arrocchi contrapposti, chi prima riesce a prendere iniziativa con i pedoni prima avrà un gioco più facile. In partita, dopo D4, la partita che vi sto proponendo è stata giocata tra due giocatori professionisti, di cui il nero è un giocatore prossimo ai 2500 punti. In questa posizione, dopo D4, ci pensa un po' e gioca D5, quindi quando vi dicono cerchiamo di controllare il centro, cerchiamo di portare i nostri pezzi verso il centro, soprattutto in apertura, magari osservate questa posizione e dite ok, allora qui il bianco è riuscito a portare i suoi pedoni verso il centro, il nero ha fatto lo stesso, ma allora chi è che sta meglio? Chiaramente ci sono tanti tipi di controllo del centro. Questo è un centro abbastanza mobile, perché chi prima cattura, ad esempio qui il bianco ha chiaramente la possibilità di catturare o in D5 o in E5, chi prima catturerà è vero che conquista spazio da un lato, però cederà spazio dall'altro, apertura molto strana. Il bianco, giocatore che sulla carta è un po' più debole perché ha 2300 punti ai tempi di questa partita, ha giocato cavallo D2, quindi mossa un po' solida, cercando di rientrare in altre aperture. Un'altra apertura con questa sequenza potrebbe essere la francese, però nella francese c'è un dettaglio: il pedone si trova in E6, non si trova in E5, quindi queste tensioni lì in D4 non ci sono. Il nero gioca un'altra mossa strana, e questa posizione è veramente simpatica perché, come vedete, i 4 pedoni lì al centro della scacchiera sono a contatto l'uno di fronte all'altro, si possono catturare, quindi prendiamo spazio ma lo cediamo, e la partita continua proprio verso questa direzione. Nessuno dei due decide di prendere iniziativa al centro, dunque cavallo F3, cavallo F6, alfiere D3. A questo punto, nel momento in cui il bianco è già pronto per arroccare corto, il nero potrebbe fare lo stesso, le variabili di catture qui al centro della scacchiera sono parecchie, perché adesso il cavallo potrebbe intervenire catturando E5, il nero potrebbe pensare lo stesso catturando E4, forse di cavallo, forse catturo di pedone, o forse da nero decido di catturare D4, quindi immaginate quanto possa essere complessa una posizione del genere. Spero che non vi capiti mai, ma soprattutto spero che non capiterà mai a me di giocare una posizione così complessa solo dopo poche mosse. Siamo già alla quinta mossa e vi dico che il nero rende tutto ancora più affascinante giocando C5. Adesso c'è una presenza centrale abbastanza notevole da una parte e dall'altra. Come potrebbe continuare il bianco? Vi dico che per cultura generale anche questa C4, così per rendere ancora più folle questa partita, potrebbe essere possibile. Tuttavia il bianco ha deciso di giocare in modo molto più solido, giocare C3. Il nero finalmente sbilancia il suo spazio lì al centro della scacchiera, decide di catturare. Il bianco fa altrettanto
e il nero continua le catture proprio lì verso il centro della scacchiera. Nel momento in cui sono stati eliminati i due pedoni, la posizione è molto più accettabile, molto più normale. Come vedete in questa posizione cosa c'è di strano? Adesso non c'è più nulla che possa saltare all'occhio così come era prima, perché prima avevamo 4 pedoni, adesso c'è un pedone centrale a testa e questa tensione che potrebbe benissimo essere controllata. Qualcuno dirà, beh, il bianco cattura in e5, contento, guadagna il pedone e quindi avrà una posizione più facile. Tuttavia questo pedone 5 è difeso indirettamente dallo scacco di donna, quindi la donna contro le 5. Chiaramente se il nero giocasse subito donna 5 scacco, alfiere d2, mossa furba, attacca la donna e magari si prepara a giocare alfiere c3. Alfiere c3 difenderà totalmente tutto, mantenendo anche un contatto appunto con il fortissimo pedone che lì in e5 non verrà più rimosso. Dunque la sequenza di mosse corretta sarebbe cavallo cattura e5 e quando il bianco riprende lì in e5 con il cavallo, lo scacco diventa decisivo perché poi la successiva catturerò in e5. Anche lì il gioco va un po' verso un equilibrio perché sono stati semplificati dei pezzi, però è un gioco molto complesso dove ancora entrambi i giocatori possono esprimersi. Cavallo d7, cavallo c3, giocata sulla scacchiera, a6, mossa lineare per due motivi, impediamo il salto in b5 e dall'altra parte ci prepariamo noi stessi da nero a giocare b5. Infatti proprio dopo arrocco corto il nero decise di ritardare il suo arrocco per essere lui stesso pronto a giocare b5. Nuovamente due idee: quando voi giocate una partita cercate sempre di spostare la vostra attenzione su due binari possibili. Un binario che potrebbe essere la spinta in b4 per 6 di spazio e soprattutto far indietreggiare i pezzi del vostro avversario, e l'altra direzione, forse un po' più facile, mettere un alfiere in fianchetto che lì sulla diagonale lunga chiaramente si trova abbastanza bene. La partita continua, a3 per il bianco, alfiere b7 e adesso occhio perché si stanno creando delle minacce concrete. Questa spinta in e4 è sempre lì nell'aria e potrebbe sempre essere molto fastidiosa e noiosa. Torre 1 la evita, arrocco corto e a questo punto alfiere c2 per continuare a mantenere un contatto, una difesa su d4, ma cosa molto interessante è anche preparare da lontano la tipica batteria, la tipica coordinazione contro l'arrocco avversario. Torre c8 per il nero e donna d3. Ok, donna d3 diciamo che è il piano dell'apertura, donna d3 punta il re avversario, la casa h7 diventa un ottimo obiettivo e chiaramente bisogna trovare un modo per rimuovere questo cavallo. Come potremmo mai rimuoverlo? Probabilmente alfiere g5 potrebbe essere un'idea, oppure la più semplice e anche più efficace sembra chiaramente la cattura immediata linea 5. Il nero reagisce con torre 8 e allora qui cosa mai potrebbe accadere se il bianco giocasse pedone per e5? Ok, pedone per e5 sembra una mossa spontanea, tolgo il difensore ed effettivamente questa è una posizione in cui il bianco domina la partita. Io attacco il difensore si sposta, mangio in h7, sono contento e soddisfatto di quanto ho raggiunto. Tuttavia, nonostante i due siano giocatori molto forti, molto professionisti, o meglio, molto professionisti suona molto strano, siano giocatori con un elo abbastanza alto, quindi le loro conoscenze sono parecchie, e il bianco ha mancato il colpo del KO con la semplice pedone per e5 e giocando alfiere g5, però a questo punto occhio che cavallo f8 difende tutto. Cosa è accaduto? Diciamo che durante il corso della partita, sin dalle prime mosse, c'era una tensione al centro, entrambi volevano catturare pedoni centrali, entrambi volevano spingere, e proprio nel momento in cui il bianco si è sempre tirato indietro dalle prime mosse, come vedete il bianco non ha cercato iniziativa verso le case centrali, mentre il nero sì, allora il bianco lì probabilmente pensava, ok, questa cattura in e5 non mi converrà mai, il mio avversario magari mi ha permesso di giocarla, dovrei evitarla, ed effettivamente non l'ha giocata, ha cercato di evitarla, però avrebbe vinto all'istante. Cavallo per e5 giocata, cavallo d5
verso le semplificazioni e a questo punto la posizione sembra comunque sia favorevole al bianco. Il bianco si ritrova col suo bel pedone qui in D4. Cosa fare? Quando abbiamo una posizione peggiore, cosa dovremmo cercare di fare? Sicuramente renderla più difficile al nostro avversario. Intanto il bianco porta il cavallo in E4 cercando di dirigere altri pezzi verso la zona dell'avversario. Noi siamo il nero, stiamo peggio, siamo il nero e in teoria sulla carta siamo più forti e siamo il nero e ci ritroviamo con un pedone centrale in meno. Cosa fare? Dobbiamo complicare il gioco. Come possiamo complicarlo? Solitamente il gioco si complica cercando di dirigere i nostri pezzi nella zona dell'avversario o comunque cercare di attaccare i pezzi non difesi. In questo momento non ci sono pezzi non difesi e quindi ci limitiamo ad attaccare la donna con cavallo F4. Cavallo F4 attacca la donna, ma è una mossa furba perché la donna deve mantenere il contatto con l'alfiere e altrimenti dopo donna G3, che sembra altrettanto utile perché dopo donna G3 se tu da nero mi catturi l'alfiere io ti catturo il cavallo, e adesso ve la mostro perché c'è una tattica interessante. Torre cattura alfiere, donna cattura cavallo. Questo pedone non è più difeso da nessuno, ma dopo la cattura la semplice e furbissima cavallo F6 scacco permetterà al nero, permetterà al bianco di vincere guadagnando la donna. Dunque, tornando indietro, questa donna G3 sembra furba, ma la mossa che spesso sorprende è una nuova intermedia. Diciamo che durante il corso della partita c'è una fase di calcolo in cui io analizzo una mossa concreta, io analizzo una cattura, lui mi cattura e così via, e poi c'è una mossa nello specifico che appunto prende il nome di mossa intermedia. Tra una cattura e l'altra io metto in mezzo un'altra possibilità, un'altra variabile, e infatti il nero cattura in G2 minacciando nuovamente il punto C2. Eccola la variabile, l'intermedia. Cavallo per G2 è così forte perché in caso di cattura adesso torre per C2 è altrettanto forte e il cavallo lì al centro della scacchiera soffre perché si ritrova inchiodato, ma cosa molto importante, come vedete adesso la posizione del re bianco è molto esposta. Dunque cavallo per G2, torre 2 difende, torre E C7, come vedete occhio il punto C2 è sotto attacco, e cavallo C5. Cavallo C5 serve per tappare e chiudere la colonna al nero e, cosa importante, vuole cercare delle semplificazioni. Donna per D4, il bianco per chiudere la colonna lascia indifeso il pedone D4, il nero non si tira indietro, lo cattura e a questo punto cavallo per B7 cercando semplificazioni, ma purtroppo va incontro a cavallo F4. Vi ricordate cosa dicevo prima? Cercare di mettere una mossa tra una cattura e l'altra, quindi questa famosa mossa intermedia? Beh, effettivamente qui da nero ci siamo riusciti. Cavallo F4 minaccia la cattura in E2, minaccia una cattura in E2 che è altrettanto forte perché minaccia il doppio, e oltre a questo con calma cattureremo anche B7. Dopo cavallo F4, torre 4 per il bianco che probabilmente soddisfatto di questa mossa pensava di aver vinto. Attacchiamo la donna e attacchiamo il cavallo. Tuttavia, nuova mossa invisibile, donna per E4. Quindi, dopo alfiere per E4, il doppio è lì in vista, però purtroppo c'è di meglio. C'è di meglio per il nero perché qui sull'ultima traversa c'è un tema di matto che è sfuggito. La partita è stata giocata nel 2014. Con il nero abbiamo il grande maestro Teske e con il bianco ai tempi era un maestro Fide, Pirrot, con 2380 punti. Rivediamo la partita che, come vi dicevo, è un gambetto abbastanza folle. E4 e 5, D4, partita del centro, D5 e già qui viene un po' di mal di testa. Cavallo D2 difende tutto, alfiere 7 e in realtà non difende nulla. Quindi vedete quanto è complesso questo approccio al gioco. Cavallo F3, il bianco dirige i suoi pezzi verso il centro della scacchiera difendendo, ma cavallo F6 e viene... Quindi cavallo F6 porta un pezzo verso il centro, alfiere D3 fa lo stesso, e su C5 qui ci sono chiaramente 5 pedoni che convergono lì al centro della scacchiera. Posizione molto strana, molto difficile. C3 giocata, cattura al centro, riprendo e dopo la ripresa cavallo per E4 e quindi si va verso questo seguito.
Il bianco qui ha deciso di giocare cavallo C3, che personalmente ritengo essere una mossa molto forte, perché togliamo i pezzi dal centro della scacchiera e ci prepariamo, così come ha fatto poi il bianco in partita, nella costruzione della batteria. In effetti alfiere C2 con idea donna D3 è una mossa molto forte, perché la minaccia immediata è pedone per E5, tolgo il difensore e a quel punto ti darò matto. Tuttavia, dopo torre 8, e la mossa pedone per E5 non è stata giocata, e questo è un dettaglio importante, perché come vi dicevo prima, magari l'approccio del bianco è il bianco vuole attaccare il lato di re e quindi ha giocato una mossa automatica. Gli automatismi negli scacchi non vanno mai bene. Alfiere G5 la mossa giocata e cavallo F8 difende tutto. Cavallo per E5, pedone in più per il bianco, cavallo D5 centralizzando un pezzo, e adesso si lotta, si gioca per avere controgioco. Quindi cavallo D5, il bianco sta sicuramente meglio, ma il bianco è sfuggita a questa mossa. Cavallo F4 attacca donna, e dopo donna G3, e quello che vi dicevo prima, qualche minuto fa parlavo di mosse intermedie, eccola qui. Cavallo per G2 attacca la torre, e nel mentre guadagna il tempo contro l'alfiere in C2 che non era più difeso da nessuno. Torre 2 per il bianco difende tutto, torre C7 raddoppia, e cavallo C5 sembra una mossa così concreta, perché chiudiamo la colonna, vogliamo semplificare, e questo cavallo in G2 probabilmente è andato. Tuttavia, donna per D4 contromossa, e su cavallo per B7 il cavallo nero torna indietro, il bianco è soddisfatto, gioca l'intermedia, pensa di vincere, però purtroppo dopo il sacrificio di donna si becca il matto lì sulla prima traversa. Spero che questa partita vi sia piaciuta, a me è piaciuta particolarmente, e quindi è stato un piacere condividerla con voi. Come sempre l'invito, seguite i canali i social di Matto Scacco, se avete consigli scriveteli lì tra i commenti, e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!